Bella raga, tutto il comandante veneziano, Fioi, scusate per la voce, siamo su FIFA 19 o 10 ore insomma di anteprima per poterlo provare, al posto di provare foot, quelle robe là. Volevo cominciare la carriera e cominciarla finalmente col Milan e vedere se riusciamo almeno nella realtà a portarlo a vincere qualcosa. Gli obiettivi Fioi sono neanche semplici perché mi dicono di vincere l'Europa League, qualificarmi per la Champions e arrivare almeno in Coppa Italia ai quarti di finale. Non sarà facile, però ci proviamo. Ok, qua abbiamo sì, successi in parte, tutto quanto. Ok, allora, raga, prima di ogni altra cosa, dobbiamo assolutamente vendere la nostra Zavorra, cioè i giocatori che per noi sono merda pura. Allora, il primo giocatore che non voglio più vedere. Allora, fammi vedere. Allora. Aggiungi alla lista di trasferimenti. Poi, ok. Solo Bakayoko. Montolivo, ciao. Giose Mauri, ciao. Bertolacci, ciao. Tronigo Silva, ok. Borini. Non posso metterlo? E Ciaranoglu, ok, allora, soldini ne abbiamo un pochini comunque. Io direi che la formazione, insomma, sì, io vorrei giocare a due punti sinceramente perché giocare così a me sto modo mi fa cagare i morti. Voglio un po', come si dice, eh, per carità è vero che il modulo una punta forse è quello più indicato, però se è così, se teniamo questo modulo c'erano comunque dei cambiamenti. Voglio un centrocampista centrale minimo, a sinistra abbiamo Rodriguez e l'Axalte che lo può fare, a destra Calabria, Conti. Ma io direi intanto, allora, trasferimenti, cerca giocatori. Andiamo un po' sui pupilli del Cuba. Dobbiamo fare un grande Milan, ragazzi, giovane ma già pronto. Vorranno milioni per Barella, perfetto. Ok, vediamo come hanno fatto i giocatori. Eccolo qua. È vero che abbiamo a destra Castiglieco e Suso e a sinistra Ciaranoglu e Belis che sparo 59 milioni di clausole. Perché si mi girano i coglioni vendo qualcuno, eh. Vediamo un po'. Andiamo intanto dai miei pupilli, dopo valutiamo insomma. Eccolo qua. Ok. Magari qualcuno, ecco Susa potrei anche venderlo sinceramente perché è un giocatore che non mi piace. Ok. Chi potremo anche provare? Vediamo Dolberg come l'hanno fatto quest'anno. Viene da un brutto infortunio che spero ne sia costa poco magari. Solo Cutrone e Higuain. Tante competizioni. Ok. Avevo fatto una piccola panoramica io. No ragazzi, guardate la chicca dei sorteggi, dell'Europa League. Ma sono i sorteggi per tutte le squadre. Betis, Olympiacos, Boavista però. Non hanno messo il Dandalange. Va bene. Ok, che figata. Comunque Bertolacci per 8 milioni se ne va, se ne va. Le amichevoli facciamo in simulazione, ve lo dico già che proprio no coglioni. Vai. Vediamo come va la prima amichevole. Vinciamo 4-0, amici, però allora non mi si morti, eh.
C'è da dire che loro hanno messo i morti in campo. Ok. Zapata 5 milioni. 8 e 3, allora ok, il Brighton, lasciamoli qua, Bertolacci. Allora, trattiamo Zappa di più, insomma, dai. Ok. 5-9. Modifica, ecco. 7 almeno. Vabbè, l'accettiamo comunque perché lo voglio vendere Zapata. Perfetto, ciao. Facciamo soldi perché poi facciamo un mercato importante, eh. Ok. Barella lo voglio assolutamente. Ok. Allora, Suso, 44 milioni per Suso. Suso, sinceramente, cioè, vediamo. Borussia Dortmund. Vediamo un attimo. Allora, vediamo se riusciamo. Proviamo. milioni. Potremmo rischiare di vendere Suso e poi fare un Milan. Ok. Suso, ecco, però basta, non vediamo più nessun giocatore. Volevo togliere almeno uno, il più sacrificabile era Susetto. Ciao Susetto. Allora, Casperone, 70, madonna. Mettiamoli qua. La Barella. Assolutamente Barellone. Stefan Simic in prestito, glielo do in prestito. Ok. Togliamo via un po' di robe. Oggi faremo il mercato e la prima giornata, diciamo. Mercato. Allora, Barellone. 13 milioni. Deve essere il primo colpo. Cartellino. Vale 13, proviamo con 18. Subito così. Bello. Perfetto. Trattiamo con il giocatore. Stipendio tole 22.000. Importante. Guardalo. Il mio barellino deve arrivare, Ok, facciamo. Lo blindiamo per 4 anni. Perfetto. Ok. Sì, anche io non voglio. Beh, questo è quello che vuole. 45.000. Sì. Perfetto.
E intanto Barella è arrivato. Vediamo Delict. Valore 20 milioni, ragazzi. Non vuole poco, non vuole poco. Non vuole poco l'Ajax. Facciamo 23. E ci facciamo i giovani. 36. Proviamo 30. Grandi trattative. Costa tantino Delict, però l'accettiamo, ragazzi. Dolber lo teniamo solo là, però non possiamo prendere anche Dolber, che lo vedo molto scarsetto, l'hanno fatto scarso. Simuliamo, tanto voglio i giovani, voglio i miei giovani, li voglio. Allora. Uno a uno col Brighton, che bello. Sono quelle cose della vita meravigliose. Allora. Musacchio infortunato. Leon Bailey sarebbe fondamentale, speriamo. Ok. Lui deve arrivare, lui è il posto di Susetto. Suso venduto, perfetto. Ok, dobbiamo fare allora l'offerta. Allora, Delict trattiamo, speriamo non voglia cifre impossibili. Vabbè, importante, è chiaro. Mm, 4 anni. Ok. Allora, stipendio. Lui attuale prende 9 milioni. 9.000. Bonus ingaggio 1 milione, vediamo se accetta. Ok, vabbè, accettiamo volentieri. Ok, anche il mercato c'è. Contratto per acquisto. Clausola rescissoria. Iniziamo trattativa col club, vediamo se riusciamo a risparmiare qualcosina. Dobbiamo creare un grande Milan, raga. Allora, 31, proviamo 42. Ok. 55. Risparmiamo qualcosa. Ok, trattiamo. E ci facciamo lo squadrone, Accetta, importante. Vediamo se accetta 5 anni. Ok. Non va, ok, va benissimo. E prende già un bel stipendio. Che sport. Accettiamo. Ok. Quindi già stiamo
portando a casa un po' di giocatori, Tocca, mettiamo Conti. Musacchio è morto, ma tanto c'è Caldara. Vabbè, ciao, questo al posto di Borini mettiamo Castilleco. L'Axalt mettiamo qua. Barella, Delict. No, facciamo una squadra un attimo così, poi vediamo. A Belli intanto li facciamo fare l'esterno destro, ma tanto con Belli possiamo giocare come vogliamo, non è un problema. Allora, Barellone è un CC. Ok, io farei così, che sì, qua a spaccare gambe, non rompere il cazzo. Barella, Bonaventura, che se... un altro centrocampista forse centrale servirebbe, però... Vabbè, vediamo, se c'era Noglu, Rodriguez, Caldara, Conti. Ok, perfetto. Buono, buono, potremmo prendere... Bene che Belli può fare entrambi i ruoli, quindi ce ne sbattiamo le balle. Un altro centrocampista, forse, adesso vediamo cosa posso trovare. Raga, siamo riusciti a vincere la Coppa, il torneo amichevole, diciamo International Club Champion. Raga, pazzesco. Bonaventura 21 milioni. Il problema è che Riccardo Rodriguez è andato via. Praticamente il Valencia che ha pagato la clausola rescissoria. E saluti per Riccardo Rodriguez, 27 milioni, è andato via. Bonaventura però mi serve come riserva, perché ragazzi ho fatto altri acquisti perché ero un attimo impanicata. Era arrivato Tielemans e Kolasinac. Per Tielemans ho speso 20 milioni circa, Kolasinac 28, una roba del genere. E sto mettendo nella lista delle cessioni Biglia, che sinceramente se va fuori dalle balle meglio. La squadra è praticamente fatta. Voglio puntare come sempre sui giovani. C'è la Supercoppa italiana come primo. Vabbè, Romagnoli c'è neanche. Non esiste. Rifiuta e rifiuta. I giocatori stanno con il sottoscritto. Biglia 13 milioni la Juve. Se lo vuole la Juve glielo do, ma 13 milioni sono un po' pochini. Andiamo con 30 milioni voglio. Tanto non lo prenderanno mai. Che bello. Che bello. Primo match importante per Supercoppa subito. Il Besiktas vuole 17 milioni. Per 20 glielo do anche. Per 20 glielo diamo. Vediamo. Avanza offerta. Guarda, accetto, non voglio più vederlo sto vecchiaccio di merda. Ciao. Musacchio. Rifiuta, buon mercato l'ho chiuso. Qualcuno potrà storcere il naso perché io sono un po' un comendone curioso, ma Alonso non vuole venire da noi. Ciao. Raga, sarà durissima Supercoppa italiana contro la Super Juventus di CR7. Lasciamo vedere tutta la partita, quindi ho messo solo 4 minuti, poi ci saranno gli highlights con partite più lunghe, chiaramente di 6 minuti, penso 5-6 minuti. È tutto Eccola pronto qua. qui all'Allianz Juve-Milan. Si è parlato Debuto per molto Kolasinac, per Tielemans, De Ligua, bene. Possibili protagonisti, Stefano. C'è l'imbarazzo della scelta. C'è tensione. Entrambe le squadre sono imbottite Vai. di campioni in grado di fare la differenza. Siamo sul difensivo, ragazzi, Comunque chiaramente. è fantastica, almeno per il pubblico neutrale.
speriamo di fare una partita almeno Si alza il decente. sipario, nuova stagione con il classico match tra i campioni uscenti e la squadra che ha vinto l'ultima coppa. In realtà non ho vinto la coppa perché abbiamo perso di brutto. No, Douglas Costa, bravo donna. portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Siamo a livello massimo, quindi sarà durissimo, lo dico già. Possibilità per la ripartenza. Difesa che Tielemans. sistema, sfuma il contropiede. No, Pjanic. Dybala. ragazzi, Aiuta sveglia. in caccia del gol. Matuidi. Joao Cancelo. Occhio. Sale Quadrato. Mamma mia, come gioca sta Juve. Di Cristiano Ronaldo. Me coglioni. Juve che ha a disposizione il calcio. Gioca male sta Juve. C'è il tocco corto. Non riesce a tenerla in campo, merito anche della marcatura. Sentite forza Juve, sentite sti cori. Dobbiamo rispondere. Con la Sinaz. Alla girata sulla fascia. Dai Ciana. Tielemans. Il Pipita con Sali Higuaín. Bravo Yuri, vai Cialanoglu. Oggi è uno di quelli che può decidere l'incontro. Se ne accorge? Vai Ciala. Ha realizzato 3 gol nelle ultime Porca 3 miseria. partite, dimostrando una continuità impressionante in fase realizzativa. Bene. E chissà che oggi non possa Dai, crediamoci, Conti. ulteriormente questa striscia. Conti, tiro. Szczęsny para facile. Dobbiamo dar fastidio, è chiaro che loro sono iper favoriti, loro sono la Juve, la squadra più forte d'Italia e tra le più forti del mondo. Noi siamo solo una piccola realtà adesso, non siamo più il grande Milan, ma proviamo. Ecco. Kolasinac preso perché Rodriguez ripete, andare via così per la clausola rescissoria mi ha veramente scioccato. L'unico giocatore che poteva venire a una cifra non impossibile era Kolasinac, un giocatore che neanche mi piaceva, io volevo Alonso, ma Alonso era imprendibile. È così. Abbiamo anche l'Axalto, comunque, mamma mia. Mamma mia, CR, Donnarumma si incazza. Occhio al cross di Dybala. Spazza Occhio, via il pallone. butta via, butta via. Può attaccare il Milan, norma del vantaggio. Arriva il fischio dell'arbitro. No, che cagata. C'è spazio davanti. È un po' dura, leggermente, lo prendere un po' le mani, che è un po' che non gioca a FIFA. Il primo trofeo stagionale sarebbe un sogno vincerlo, ma la vedo molto dura. Attenta qui la difesa, Proviamoci. palla allontanata. Il turco 10 la perde Buono subito. qui il recupero del pallone in fase d'attacco. Guarda il movimento in area. Vai, Calhanoglu. vai Cialanoglu. No, di là. Errore mio qua. Attenzione al CR7. Occhio a Douglas Costa, l'uomo sputo. Alexandro. Occhio al tocco Bravo. per Cristiano Ronaldo. Bravo Roma. Ripresa, Vai spazza via Francuzzo. il pallone. Barella, vai Barellone, si è visto poco, Barellone è un giocatore che darà tanto. Lo stiamo già allenando bene. Pipita Higuaín. No, Igua no. Fallo su Igua. L'arbitro ha ravvisato Molto il fischiato fallo, il ha concesso Pipaita. la punizione al Francuzzo. Milan che viene Francuzzo. avanti e prova a rendersi pericoloso. Francuzzo. Ecco il tiro. Centra in pieno il difensore. Che sfiga. Quadrato. Joao Cancelo. Bravo Interrompe Ciana. bene l'azione, intercettando Igua. il lancio. Igua. Gran palla Igua di per Higuaín. Conti. Tutto facile qui. Si era liberato bene, ma è arrivata la Au, segnalazione della meno male, fuori assistente. gioco. Ma che errore di Buono il Conti. movimento, però il fuorigioco è giusto. Progetto importante con questo Milan, vogliamo vincere tutto. Almeno nei videogiochi, visto che ormai il Milan non c'è più niente da 150 anni purtroppo. Buono l'anticipo Dai, del stiamo giocando difensore. bene. Rimessa laterale per il Milan. Conti, bravissimo Via bene al Conti. difensore. Mettele in mezzo, Iuri, La respinta di pugno. Franco. Ha spazio per tirare. Il riflesso. Ancora parata di controlla Szczęsny. il pallone con sicurezza. Ottimo Milan, stiamo giocando in contropiede, va bene. Alexandro. Pjanic. Matuidi. Cristiano Ronaldo. Ci Donnarumma, saranno 3 tua. minuti di recupero. Bravo Dolla. Il nostro Dollarum. Romagnoli. No. Palla nuovamente in Nico. possesso. Barè, qua ho provato una cosa un po' difficile. Francuzzo. Si è visto poco bene, lui è un sinistro. E si chiude qui Lo il sto primo adattando a destra, ma per quest'anno va bene così.
seconda frazione. Secondo tempo che ha appena preso il via, risultato che è ovviamente di parità tra Milan e Juventus. Vedremo se ci saranno novità già nei primi minuti. Immagino che i due allenatori avranno catechizzato Bene. per i loro giocatori. Ma scusa un attimo. Ma adesso vedi perché è così. Ma che cazzo? Non che credo. Gli spogliatoi. Ma non ho parole. Ma la formazione era giusta nel primo. Messa laterale per la Non so perché sia cambiata così. Vabbè, vaneggio, ma Dio Cristo. Chiellini. Matuidi. Vaneggio storico. Matuidi. Joao Cancelo. Qui la formazione l'ho messa giusta, però. La versione di prova vaneggia, no, cioè, non che credo. Un primo tempo così. Vai. Che qui ti è Barella. piaciuto? Higuain, il Pipita, Stefano? Adesso vinciamo. Attenzione qui. Cialanoglu. È uno No, fuori specialista gioco. di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta ha scattato in anticipo. Non mi piace, sembra molto meno frenetico il gioco, vederlo così. Liverpool che ha battuto sul tempo la concorrenza di tutti gli altri, Che abbiamo vinto anche l'International Club Champion, comunque la Coppa dell'estate, è già qualcosa. Oh, Leone, bravo. Sono riusciti a prenderlo. Ma questo è un miracolo. Campionato di calcio A, protagonista della prossima Bravo sfida. Cialanoglu, come campionato di calcio a Serie A adesso. Affronterà il Chievo. Per quanto mi riguarda è come se fossi già in cabina di commenti per commentare il match in diretta. L'allenatore della Sveglia, squadra raga. per effettuare cambi nella sua formazione. E secondo me Dura sta partita, giusto, Pier. Molto dura, ma d'altronde siamo contro i più forti d'Italia e tra i più forti d'Europa. Stiamo parlando di uno squadrone devastante. Da milanista, devo essere sincero, sta Juve è Della devastante. prossima partita del Milan. Avrà di fronte il Genoa, prossimo incontro di calcio A. Mi aspetto un successo agevole. D'accordo che il calcio è Bravissimo, imprevedibile, ma Higuain! farsi male da soli. Porca miseria. Uscire dal campo con la vittoria. Facciamo qualche cambio perché la squadra è stanca. Allora, Iuri, mettiamo Buonaventura e Bakayoko per Barella. Tutti stanchi, Maria Vergine. Oh. Cambia qualcosa l'allenatore bianconero. Esce dal terreno di gioco Miralem Pjanic, sostituito da Sami Khedira, centrocampista duttile, tornato un po' dagli infortuni. Quando sta bene può fare la differenza con la sua forza fisica, la sua visione di gioco e il suo dinamismo. Dai ragazzi, però Alexandro, Sami Khedira. attenzione, CR. C'è l'imbucata per Cristiano. Quadrato. Bravo donna. Si soffre, raga, si soffre. Si soffre purtroppo. Oh, la Conti, che miracolo. Il difensore che spazza via. Il turco 10, cosa ha fatto il turco 10? Per Higuain. Non siamo soli. Igua per Leone. Attenzione al movimento dei compagni. No, bene, qua ha giocato veramente male. La traiettoria giusta. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Tiki-taka. È il momento della Lo stiamo rete, tenendo bene devono Ronaldo per il spingere momento. inevitabilmente per trovare il gol. Provano la carta dei lanci lunghi per sorprendere la difesa, magari con una No? spizzata o una deviazione. Occhio. di testa. Nessun Ok. problema con l'uscita del portiere. Sarebbe bello fare il 90esimo, fare il gollazzo. Ce lo prendiamo, se andiamo avanti così. Esce e recupera il pallone. Bravo Dolla. Conti. Che sì, bravissimo Francuzzo. Igua. C'è Bonaventura. C'è Buonaventura, scusate. Che sì. Provano a aprire Igua. la scatola difensiva avversaria. Bravissimo Igua. Attenzione Jack. attenzione. Jack! Buonaventura, che gol del Milan! 0-0. Non ci credo. Certamente di più loro di essere in vantaggio. Adesso dovranno Come l'ho reagire. messa, come l'ho messa con Tirato di Jack. più in porta, è vero, ma gli è mancato il gol, che è quello che conta. E Bravo non è un Igua, problema. come l'ho messa con Jack. Dovranno Ultimo cambio. Mettiamo Samu Castiglieco. Mamma mia, grandissimi. Scusate ragazzi un attimo. Mamma mia. Boccassi le maniche ora. Grande Jack, good adventure. Match che riprende con il Non ci Milan credo, siamo in vantaggio. dunque. Ci sono ancora 8 Siamo in minuti da vantaggio, non ci giocare. voglio credere Beppe. Ancora un passaggio perfetto.
Sentite, Fiore Allianz Arena è in silenzio. Palla girata sulla corsia. Finale che si preannuncia incandescente. Milan che resta favorito ma che non può permettersi di mollare la concentrazione per rischiare poi di sprecare tutto sul più bello. Juventus che ci proverà fino alla fine a rimontare a vincerla. Ti prego, non prendiamolo, non prendiamolo. Vocabolario bianconero. Non prendiamolo, Conti, butta lassù. Sarebbe un'impresa disperata, titanica, inaccettabile forse per la Juve. Juve sotto, in pochi l'avrebbero pensato alla vigilia, ci sono ancora pochi minuti a Castiglieco per evitare la sconfitta. Serve un gol ai bianconeri per pareggiare i conti e riaprire il match. Vedremo se arriverà da qui alla fine. Chiedo a Matteo Bazzaghi a bordo e si va a vincere, incredibile, con un gol di Jack Adventure. Hanno giocato una grandissima Jack Good Adventure me l'ha regalata. Ora possono risultare proprio tifosi. Non ho parole, Fiorenzo. Comincia la grande questo FIFA. La felicità della squadra che ha vinto, dall'altra quella di chi deve... Guarda che bello! La. Non è facile da metabolizzare, Stefano. No, non è assolutamente facile. Io ricordo anche Supercoppa italiana nostra. delle vittorie, quelle che ti segnano di più e quelle che ti devono insegnare. Alzala Lesietto, alzala. Più difficile. Comincia la grande, la nostra avventura. Dovranno in qualche modo ripartire di slancio. Perché vincere aiuta a vincere, ma anche le sconfitte se Comincia la grande, l'avventura. Non che credo, Fiori, c'è andata anche bene, è un gol veramente così, un po' indovinato, ma intanto abbiamo cominciato la stagione con un trofeo importante, la Supercoppa italiana è nelle nostre mani e si gode. Bravi Fiori. Ci sono i flash dei fotografi e beh, insomma, questo è il momento della festa più stronata. Godiamoci questa coppa che forse sarà l'unica quest'anno. Fammela fare perché è una sensazione meravigliosa, un'atmosfera indescrivibile. Godiamoci questa coppetta. Ovviamente le prime pagine dei giornali, la loro festa. Ok raga, la stagione sarà lunga, difficile, ma intanto è arrivata è arrivato il primo trofeo. Vediamo se va nell'albo d'oro dell'allenatore, sono curioso. Oh yes. Perfetto. Stagione. Ufficio, la mia carriera. Non c'è però, no. Ah sì, Supercoppa italiana vincitori, perfetto, godo. Buono. Raga, sotto il comandante veneziano partiamo alla grande con un buon mercato, a mio parere, e una Supercoppa italiana 1-0, gol di Jack Good Adventure. Raga, FIFA mi sta piacendo. Ciao!